La preoccupazione è alta perché purtroppo queste sanzioni andranno ovviamente a penalizzare il nostro paese, non certamente gli Stati Uniti. Già eravamo stati penalizzati con la situazione della Crimea che si era creata qualche anno fa e quindi continueremo a pagare. Purtroppo noi siamo un paese importatore, non siamo come la Francia che si produce la corrente elettrica o la Germania e che il conto lo pagheremo noi più di questi paesi. Russia e Ucraina rappresentano due mercati molto importanti per quel che riguarda i flussi di import e di export delle imprese venete, mobili, macchinari, elettrodomestici, prodotti chimici e metallurgia. Le esportazioni venete verso l'Ucraina valgono quasi 303 milioni, lo 0,5 dell'export regionale. Le importazioni intorno ai 470 milioni. Il Veneto verso la Russia esporta 1,3 miliardi, il 2% del totale regionale. Le importazioni raggiungono i 324 milioni. Quello che ci preoccupa, ad esempio, è sul settore agricolo, i fertilizzanti, che sono direi esclusiva della Russia come fornitura, già i prezzi sono lievitati. Per quanto riguarda poi ovviamente la fornitura del gas, che non sappiamo come andrà a finire, e l'altro aspetto è che abbiamo anche delle aziende che operano in quei territori. La crisi ucraina spaventa anche Confartigianato. Ricordo anche che da quei territori, Russia e Ucraina, arrivano anche tante derrate dei cereali, quindi anche quello ha comportato un aumento dei prezzi nei prodotti, diciamo, per noi e per l'alimentazione animale. Con il precipitare della situazione internazionale si rischia la tempesta perfetta, caro energia, difficoltà nel reperimento di materie prime e aumento dei costi del trasporto. Si comincino a mettere in piedi progetti seri e un piano nazionale energetico serio, dove evidentemente cerchiamo di aumentare i canali di approvvigionamento e soprattutto cerchiamo anche dall'altro lato di usare più produzione propria.